Un mio amico mi diceva, ma qualche anno fa, fino agli anni 70, vi ricordate Eh? Johnny Holiday e via discorrendo, con la Francia c'era un continuo legame musicale, adesso non c'è più, sparito. Non c'è più Credo... perché allora anche il problema di etichette discografiche. Mm, Allora io ho fatto un disco con Johnny Hallyday, ecco, poi lo seguì a Venezia quando lui presentò il pezzo in italiano. Quell'anno lì c'era anche Mustaki, pure, capito? è vero, Che era sì, sempre della stessa casa della Philips. Philips aveva anche un marchio, la Philips era europea, quindi sì, vero. Italia, Francia, Olanda. Ma anche, eh, anche Antoine per caso, anche Antoine, quello di Pietre? O no, lui no. Antoine, no, Antoine era della Vogue, che era con la Sardischi, Ah, perché poi c'erano sempre questi contratti internazionali e questi scambi di questa. Diciamo che tutti i discografici europei si conoscevano l'un con l'altro. mm, Quindi era come un mercato, io ti mando tal cantante, la Cinquetti, la fai in italiano, io ti prendo Antoine, che lo faccio Cinquetti in francese, Antoine in italiano, cioè c'era un continuo scambio di artisti. Io ho avuto anche i nomadi in spagnolo, sono ah, usciti in tutto il Sud America. Cioè, anche il Guccini ha fatto due pezzi che hanno tradotto in spagnolo. Cioè c'era uno scambio perché in ogni caso si provava a emigrare con le canzoni. Ho fatto diverse cose con Iva Zanicchi, come c'era Franco Simone in Sud America, hanno avuto un botto, eccetera. mm, Ma ogni paese c'era uno scambio editoriale, capito? mm, Anche mm, perché i soldi giravano, cioè era un commercio questo. forse è Capito? quello. Oggi non vedi più niente, allora non c'è neanche più lo scambio. Cioè, una volta eravamo più globali di adesso. Sì, Quindi, vero. Che c'erano meno Verissimo, aperture, meno possibilità, verissimo. invece era più. con la rete, all'online, magari il mercato della musica sembrava che dovesse portare chissà quali risultati. Invece siamo scomparsi, Mm, perché mm, un conto è essere principi nella nostra terra, ma principe sul pianeta siamo uno zero, capito? mm, mm, mm. Mm. Poi alla fine a noi chiedono sempre o Sole Mio o il pezzo di Bocelli. Niente. Vedi? Quindi Sì. abbiamo perso un po' di identità. Senti, non so se vuole fare il mio esimio collega e socio, vuole fare una domanda a Vince, se no passiamo a un classico dei classici, a un altro Sì. stracalto nella filmografia sterminata del gruppo Bixio Fizzi Tempera. E poi io ci tengo a parlare in particolar modo di una fiction di enorme successo della Rai che ha curato in solitaria Vince. Comunque, prima parliamo di questo, il grande Ugo Ragionier Fantocci, ops, Eh. Fantozzi. Quello è il secondo tragico o è il primo? Non Questo lo è vedo sia da il qua. primo, Ah, Fantozzi, prima che il Sì, è secondo doppio tragico, quello. Fantozzi. Questo è il sì. cofanetto con tutte le colonne sonore complete dei due film, dei primi due film. Allora, Non e se ne quindi può anche parlare. altro. Peraltro Altro regia tragico, del grande Luciano Luciano Salce, Salvi. uno Esatto, oltre, sì. ecco, bisognerebbe... invece con Luciano Salce che tipo di rapporto c'era? Ma era buono, Mm, lui era simpatico. mm, Siamo andati a cena diverse volte, mm, anche a casa sua. No, era un personaggio godibile, anche un regista che mm, capiva, sai, lui era uno che, come Simonetti, il papà, ha sì. girato il mondo, no? Mm, mm, Faceva l'attore in Brasile, il regista in mm, televisione, cioè è gente, cioè i registi una volta avevano una grande esperienza, numero sì, uno. sì, Avevano viaggiato il mondo, conoscevano tutto, dall'opera a Goldoni all'ultima barzelletta. Quindi sì. sapevano, quando montavano un film, sapevano come catturare la risata dello Mm, spettatore. Avevano i tempi, conoscevano i mm. tempi e quindi anche i tempi conoscevano anche i tempi della musica da usare. Hai capito? Quindi Salce aveva anche cultura e sensibilità musicale, mi sembra di capire. Tutti i Eh, registi dell'epoca ce mm, l'avevano. Un amico Tonino Cervi, il figlio di Gino Cervi, con cui ho fatto diversi film.
la gente o deve piangere o deve ridere, la via di mezzo non c'è. Non è che racconta una storia, se no la sogliola non piace a nessuno. O hai il branzino o il certo. gamberone. O ti mangi il branzino, o ti mangi una bella trota salmonata, o se no ti mangi il pancasio che non ha di niente. Ecco, Anche finito. e Fantozzi che pesce è? Dicevo, secondo me lo stile di questo film lo vedo, per me Fantozzi era un cartone animato. Beh, in effetti. Cioè, io l'ho sempre pensato, dato che le scene duravano poi 30 secondi, 25 secondi, quindi nel cartone, se tu pensa a Bip Bip, Bill Coyote, eccetera, cioè devi pensare a quelle cose, no? A Tom e Jerry, dove le musiche sono veramente 7 battute, però te le ricordi, capito? Allora, abbiamo poi elaborato una serie di temi che più di tot non durano, e se lo Vero. vedi dal CD doppio, Sì. che, ad esempio, il tema di quando hanno le visioni, no? Vero. Cioè, il tema quando lui va a Capri che sbatte contro il faraglione, ad esempio, quel tema lì è un tema alla Vil Coyote, no? Quando va a sbattere contro le rocce, se ci pensi. Sì, anche il party della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare dura 50 secondi, cioè la sì, musica è proprio... perché c'è un balzerino che dura quello. Sì. Oppure quando facciamo il Capodanno, eccetera, abbiamo messo assieme i vari pezzi suonati da un'orchestra che abbiamo chiesto, dovete suonare male, apposta, perché come noi non siamo capaci, voi siete capaci in studio. Cioè, c'era questa identità che si cercava di dare a tutti i film che facevamo, come l'uso Fulci di film western, le chitarre, lo piano, caspita, le armoniche a bocca, le voci country a doppia voce, cioè, c'era un attimo di ricerca, esatto. Ma questo anche i fratelli De Angelis lo facevano. Cos'è quello? Questo è un capolavoro, I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Sì. E poi Stella d'Argento, meraviglioso. Capito? Caspita. Il primo, Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, lì suonano anche Alberto Radius. Cioè, ha portato dentro 2 o 3 elementi del volo. C'era Radius, c'era al basso Michele Seffer, c'era Gianni Dall'Aia alla batteria, eravamo a Roma, abbiamo detto ragazzi fermati, incidiamo il film. E quindi ritorniamo al discorso di prima, se ci sono i musicisti col manico, poi alla fine uno insomma, è più facilitato, ecco, diciamo. Esatto. Quindi abbiamo sempre fatto una ricerca, anche perché qui è un lato un po' banale, non è che le edizioni Bixio avessero grandi budget da spendere, erano sempre un po' tirati. Allora le grandi orchestre le chiamavamo per fare 2, massimo un turno, e poi il resto eravamo arrangiati con i 4-5 ragazzi della ritmica. Allora, dato che io ho avuto il vantaggio di lavorare in discografia, facevo i dischi, allora conoscevo un po' tutti i trucchi, cioè il phasing, il phaser, doppiare gli strumenti, cioè delle cose che nel cinema non si facevano. Allora, mi ricorderò sempre il povero Stelvio Cipriani, facevamo un film, io facevo il produttore di quel film, gli esecutivi della colonna sonora, e gli dissi, invece c'era Pierannunzi alle tastiere, Enrico Pierannunzi, ho detto guarda, invece di fare, era un film giallo, invece di usare il pianoforte, usa il piano Fender, e gli attaccai un mix un phasing che dà il suono un po', che Herbie Hancock usava già 5 anni, capito? Questi qui neanche sapevano né Pierannunzi né Cipriani cos'era. Allora lo portai io, lo attaccai e incidemmo, e Cipriani era un po' sbalordito,
non capiva, capito? Però ha dato un suono alla colonna sonora differente. Sì, Gli ho regalato questi, perché lavorando nei dischi dovevi inventarti altre cose, altri reverberi, altre... Quindi io sono stato un po' da ponte fra la musica da film vera e propria di una volta grezza e fatta con 60 minuti d'orchestra e la musica della discografia, dai, che già i De Angelis però loro già lo sapevano. No, ma Loro, lavorando alla RCA, loro facevano anche i dischi per cantanti come Gabriella Ferri e altre persone, capito? Quindi quando hai queste, è lo stesso, ce l'avevano Trovaioli e Morricone, che prima di, e Bacalo, che prima di fare i film facevano i dischi di Morandi, di Edoardo Vianello e capito? Quindi fai un po' parte di quella generazione che ha fatto da ponte, come dicevi giustamente, usando, ecco, forse siete quelli che hanno portato l'elettrico e la post-produzione elettrica che c'era allora, probabilmente. L'acustico anche, proprio nel prossimo la parola. Forse però l'acustico, nel senso, ecco, quando parla di acustico, i De Angelis parlavano del country soprattutto, loro erano innamoratissimi del country, però qui si parla di elettrico, io con Tempera vedo molto questo. Io ho usato molto in quei western la chitarra acustica che avevo Massimo Luca, che è chitarrista di Battisti, il quale aveva ancora un tocco eccezionale sulla chitarra acustica. Certo. Tra l'altro Errata Corge era il Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, non era Sera d'Argento. Ecco, lo devo dire io che ho scritto un libro sulle musiche film western, quindi volevo dire, cioè, infatti io non posso sbagliare. Il banjo in quel pezzo lì, c'è un pezzo banjo lì non suona Alberto Radius. Voglio solo ricordare una cosa prima che Marco fa la solita classica domanda che mette sempre in crisi tutti i compositori che intervistiamo alla fine. No, secondo me Vince non lo metterò in crisi. Vince no, perché Vince, avendo lavorato con Lucio Battisti, e lui aveva il gruppo Il Volo, che non è quello dei 3 cantanti tenori oggi, no, era il Volo originario. Io voglio ricordare questa meravigliosa fiction, se si vede. Raccontami, grande fiction di successo della Rai con musiche straordinarie di Vince, che io voglio ricordare perché è una colonna sonora veramente di quelle ultime colonne sonore per la televisione con i temi, ma quelli veri e propri. Anche se non dimentichiamoci neanche Nebbia e Delitti, che non è... io amo molto Nebbia e Delitti, perché Nebbia e Delitti c'è la library per altre 10 fiction, se volessero. Se la Rai, l'editore Rai li usasse, ma non le usano, penso per loro, capito? Però cosa volete sapere di... No, mi faceva piacere di Raccontami, perché effettivamente è una delle ultime fiction. Ma guarda, Raccontami, all'inizio la sigla Stand By Me. Sì, ho fatto una versione strumentale con sax, eccetera, suonato da Roberto Manuzzi, che è il sassofonista che avevo con Guccini, no? Quindi ho detto suona così, suona benissimo, e ti assicuro che è distribuito dalla Believe, il CD. Sì, che era la tua etichetta era. Cioè, Stand By Me, ancora adesso io vedo mensilmente, sarà il titolo o la versione, quello che è, in tutta Europa me lo download, no, c'è uno streaming di 15.000 al mese del brano, che è una cosa, che è un brano, è una cover, però l'ho fatta in un modo un po' con i violini alla Ghost, tipo Ghost, il film, con molto reverbero, con il sax che suona, e diciamo che se fai una cosa che la gente si ricorda, poi si ricorda. Rimane impressa. Allora, mentre Marco ti fa l'ultima domanda, io vado a prendere una chicca e chiudo con questa, perché tra l'altro questa chicca che faccio vedere, Vince lo sa, perché quando ho fatto una presentazione di Paganini Horror con Luigi Cozzi, feci vedere questo CD e mi regalarono
l'Alitalia in un volo Milano-Catania. Basta, ora faccio questa sorpresa. Guarda, allora io non la faccio ancora la domanda finale, mentre tu vai ti faccio una domanda invece Vai. su il volo. Che come hai ricordato Massimo non è il volo dei tre tenori, ma tutt'altro. Ecco, quell'esperienza lì, io mi ricordo che ero ragazzo quando uscì questo, il primo disco del volo e via dicendo. Come è nata? Come è uscita fuori? Mi incontro a casa di Alberto Radius, che lui sta facendo Non Plane, un album da solo, solista, e gli faccio sentire un brano che a lui piace molto, e c'era anche Lucio quel giorno, e Lucio fa, non avevamo il titolo, e dice, si chiama, il mio cane si chiama Zenone. Abbiamo messo questo titolo. Che, vabbè, incidiamo, e mi fa Alberto, allora, sai, lui era un po' stanco della Formula 3, poi c'era Tony Cicco che faceva i capricci, voleva fare il solista. Allora ci siamo messi insieme, io, lui, Mario Lavessi, che poi gli uffici della numero 1 erano sotto gli uffici della Voce dei Padroni in Galleria del Corso a Milano. Quindi io ero sempre al piano di sopra e lui era al piano di sotto. Allora chiamiamo Gianni Dallaio che era libero e Bob Calliro al basso e Lorenzi, Gabriele Lorenzi, e la produzione è di Lucio Battisti con Mogol. Ma Lucio, perché gli va bene questa formazione? Perché noi provavamo delle cose che dopo lui utilizzava sull'album dopo, mentre Giulio Mogol scriveva i testi. È nato in questo modo la formazione del volo, e doveva essere, tanto che dentro al numero 1 c'era anche la PFM, doveva essere l'altro gruppo contrastante, la PFM, ma sempre di proprietà della numero 1. Ma per dirti com'era all'epoca, come viaggiava il mondo, noi, come la PFM e il Banco di Mutuo Soccorso, avevamo il divieto di fare programmi RAI come fosse Canzonissima, di essere con Baudo, non dovevamo comparire in televisione. Ma dai, questa è no, perché no, lo stile è importante, perché i ragazzi, se ti vedono con orecchie aperte, è chiaro, sei un nerd, hai finito, hai capito? Quindi devi essere assieme a chi fa blues, a chi è derelitto, capito? Ma questo addirittura da contratto. Ma non era da contratto, però il promoter stava ecco. E il nostro promoter era un famoso produttore dopo di cinema, che è Claudio Bonevento. Vedi. Claudio Bonevento comincia a lavorare alla numero 1. Allora, al numero 1 c'era anche Tony Reis, era un artista numero 1. E lui ci conosceva benissimo. Quando lui formava il gruppo Il Volo dei Tre Tenori, noi gli abbiamo bussato alla porta. Tony, che facciamo? Ci hai rubato i nomi? Facciamo causa, poi andiamo a bere un po' di vino. È finita lì. Ma lui lo sapeva benissimo che il Volo era già un nome depositato. Comunque posso dire che Tony Renis è una delle persone più simpatiche che a me mi è capitato di conoscere. No, ma come l'ho conosciuto, no, ma come l'ho conosciuto io lo devo raccontare, perché spero che un giorno lo sento. Io stavo a Mediaset all'Aventino, sull'Aurelia, e a un certo punto avevo un disco che dovevo portare a un amico a Mediaset, me lo scordo, riesco da Mediaset e vado al parcheggio, un parcheggio deserto, non c'era nessuno, esco con questo disco, mi si avvicina uno con cappelletto, uno zuccotto, e mi dice: ma che è bello sto disco, fammi sentire, di che si tratta? Io non mai conosciuto lui, cominciamo a chiacchierare, sembravamo due amici all'area del parcheggio, io lo guardo bene e dico: ma questo è Tony Renis? Cioè così, uno appassionato, cioè, ha fermato me in mezzo al parcheggio, che non c'è proprio così.
Io lì ho capito che era un personaggio incredibile proprio. Sì, è sempre stato così. Allora, quando ancora la musica contava e la regalavano perfino nell'Alitalia, Cosa hai guarda trovato? cosa mi hanno regalato, si Non vede? vedo niente. No, devi tornare indietro, così Ah, eccolo là. Che Io non lo vedo, aspetta, ma diciamo che è un album natalizio, visto che tra Con un la po' London Symphony. con la London alla Symphony, faccia, Vince alla Tempera, faccia. tra l'altro ci Ah, sono un sacco vero. di pezzi arrangiati bellissimi, ma c'è il Mediterranean Symphony scritto da Vince Tempera che chiude questo album in maniera, aspetta che non si vede chi c'era dietro, prodotto dalla Team, era, se non mi ricordo male. 1998 sarà. 99, del 99. Ok. Allora, io vorrei fare una domanda a Vince Tempera, che è quello con cui noi chiudiamo sempre la nostra puntata. Noi siamo collegati a un programma che si chiama Classic Rock di Renato Marengo, che dovresti conoscere, ed è questa. Mi dici una canzone, una movie song legata ovviamente a un film, ma che non è necessariamente tua, ma che ti è rimasta particolarmente nel cuore, che ti ha proprio preso. Smile. Smile, oh, vedi? Smile di Charlie Chaplin. Bellissimo. Si diceva di lui che non era peraltro un musicista, no? Perché Ma guarda, rispettava e li arrangiava poi Andrea Preven o Alfred Newman. no, Smile per me non c'era ancora. Il problema di Chaplin, come tutti gli attori di vaudeville, spettacolo italiano, Sì. sapevano tutti suonare uno strumento, ballare tip tap, fare le facce, eccetera. Cioè Macario, Renato Rasce, tutti suonavano uno strumento. Sì. Rasce era batterista, quell'altro suonava il pianoforte, tutti. Solo adesso sono ignoranti, ma una volta sapevano fare tutto, però non lavoravano. E quindi probabilmente un Chaplin era in grado di suonare il pianoforte e fare Sì. il tema. Forse non orchestrare, sicuramente non orchestrare. No, però fischiarlo e mettere il pianoforte, sì. Sì, poi come tutti gli ebrei sanno suonare 2 o 3 strumenti, Sì. quindi Sì. diciamo che per me Smile è stata una grandissima canzone. C'è qualcosa in quella canzone che ti rapisce, capito? È come Casablanca ti dà un tema, vedi Bogart, quella melodia anche suonata a caso, suona lo stesso, vedi già un quadro, vedi una stanza, capito? Smile invece vedi un'apertura, un sorriso, un grande ricordo di tutti, no? E vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di andare a vedere ogni tanto vado a vedere su Google i funerali di Stan Laurel, che io sono un patito di Stan Laurel, e ai suoi funerali c'erano tutti i comici americani dell'epoca. Se sentite la musica che usano Smile, non a caso, ti piglia e dice questo sarà sempre il mio pezzo principale. Vabbè, commovente questa cosa. Però capito, hanno usato una canzone che non era loro, non era di Stan Laurel, era di Charlie Chaplin, capito? Tutta una cosa, però andate a vederlo perché vi colpirà. A noi invece ci ha colpito veramente stare quest'ora con Vince, perché è veramente un pozzo di come posso dire, di idee, suggestioni, riflessioni, aneddoti, e chi più ne ha ne metta. Però Ragazzi, va bene. Comunque, Grazie. spero di Vince, essere stato soddisfacente. molto di più. Molto di più. Grazie di averci dato il tuo tempo e tutto quello che ci hai detto. Vince Tempera, grazie. Ragazzi, grazie a voi. Ciao. Ciao Vince. Ciao. Ciao. Me ne vado.